Buonasera amici di Toscana Sprint, ci troviamo a Pontedera per assistere a una gara relativa a quella categoria più importante tra tutte quelle che ci sono, ovvero quella dei giovanissimi, perché proprio da qui, dalla passione dei bambini verso questo sport, ma anche solo per l'amore, per la voglia di provare un qualcosa di diverso che non siano i soliti sport convenzionali, si affacciano a quello che è il mondo del ciclismo. E qui al Gran Premio Città di Pontedera, gara organizzata dalla società sportiva Una Bici per Tutti, che questa è la prima delle tante manifestazioni che hanno in programma quest'anno, come anche una delle più importanti, il Giro della Valdera riservato alla categoria juniores. Quest'oggi sono riusciti a organizzare una bella manifestazione per i giovanissimi nella città di Pontedera, ma non nel solito posto classico, perché siamo abituati a vedere le gare che si svolgono solitamente nelle zone industriali. Invece in questo caso una società, Una Bici per Tutti, ha voluto provare a replicare quelle che sono state un po' le tentazioni di avvicinarsi anche alla città e quindi rendere il ciclismo giovanile molto più appetibile, molto più interessante anche per coloro che il ciclismo non lo fanno, anche perché questa potrebbe essere effettivamente a tutti gli effetti una promozione per coloro che vogliono intraprendere una cosa diversa. E quindi a breve partiremo con le immagini. I primi a partire saranno i G0, ovviamente categoria che non rientra nelle classifiche, ma sono quelli proprio di promozione che vogliono avvicinarsi a questo mondo e quindi durante le gare dei giovanissimi vanno ad affrontare questo giro sul percorso, e anche loro comunque sotto forma agonistica in qualche modo cercano di arrivare i primi, ed eccoli che partono proprio in questo momento. Lo ricordo, un giro quello riservato alla categoria dei G0. Come vedete non ci sono solamente bici da corsa, ma anche bici mountain bike e tutto quello che può essere su due ruote, ma questo è il bello della promozione. Ed eccoli infatti che stanno arrivando sotto il pubblico, e comunque dimostra un affetto per questi ragazzi che deve essere tutto meritato. Abbiamo visto nelle immagini di prima Claudio De Angeli, che è il presidente dell'associazione Una Bici per Tutti, e Federico Grassi, che è il vicepresidente. Abbiamo visto all'inizio delle immagini anche Maurizio Ciucci, l'altro vicepresidente della società, quindi oggi tutti al completo che fanno il tifo sotto la voce appunto di Federico Grassi, che si è anche posto come speaker della manifestazione per questi bambini che hanno tagliato il traguardo, hanno fatto il loro giro prima delle partenze tra virgolette ufficiali, che adesso andremo a vedere. Saranno 6 le categorie. Qui siamo con la partenza della categoria G1, che dovrà compiere 3 giri su questo percorso, su questo rettangolo di 800 metri, 800-890 metri. Dovrà svolgere un giro, mentre la G2, scusate, deve svolgere 3 giri, mentre la G2 ne dovrà svolgere 5, la G3 7, G4 10, G5 12 e poi infine la G6 con 18 giri. Ed eccoli che sono partiti in questo momento con il via dato dal presidente della società sportiva Una Bici per Tutti, a Claudio De Angeli, ed eccoli con il passaggio sotto lo striscione di arrivo, dove ancora dovranno affrontare 2 giri prima del traguardo. Come potete vedere, situazione molto confusa da un certo punto di vista. Ovviamente qui ancora si va in base a quelle che sono le forze singole di ogni atleta e che stanno andando verso l'arrivo. Ed ecco l'arrivo della prima categoria della G1, dove a vincere è stato Brando Caleca della Una Bici per Tutti, davanti a Della Polla Tommaso, team Fabiano Luperini San Miniato, poi Esteban Palumbo del Monte Carlo Ciclismo, a seguire Gabriele Stefanucci della Coltano Grube, poi Boggia Noa della D'Accordi e in sesta posizione Olivieri Lorenzo del team Fabiana Luperini San Miniato. Mentre per la categoria femminile a vincere è stata la ragazza dell'UC Piandimomio, Rossi Azzurra, che vediamo arrivare in questo momento. E questo è l'ordine di arrivo della categoria G1 e stiamo aspettando ora il passaggio di tutti i corridori e poi ci appresteremo subito ad andare
alla seconda gara di quest'oggi, sempre con Federico Grassi a incitare tutti i ragazzi che sono partiti e che hanno concluso perfettamente la gara. Ed eccoci con la categoria della G2, con loro invece saranno 5 i giri da percorrere su questo tracciato, e mentre attendiamo la partenza andiamo anche a ricordare gli sponsor che hanno aiutato la società, perché è sempre giusto ricordarli, gli sponsor che danno una mano per organizzare gare anche di questo livello, soprattutto nei giovanissimi, dove il ritorno ovviamente d'immagine non è come per altre categorie, e quindi vanno lodati. Andiamo a ricordarli, come la Eco for Service, vediamo qui gli striscioni infatti, poi Magazzini Mangini che abbiamo visto, li vediamo adesso qui sugli arrivi, e poi New Mercury Carrozzeria Officina Meccanica e la MP Auto, insieme anche alla tabaccheria Trabacus. Questi sono gli sponsor principali di questa manifestazione, di questo Gran Premio Città di Pontedera, gara riservata alla categoria giovanissimi. Abbiamo già assistito alla partenza della G0, quella promozionale, all'arrivo della G1, e adesso invece stiamo andando avanti per vedere quello che sarà l'epilogo della categoria G2, quando mancano 2 giri alla conclusione, e vediamo già una situazione abbastanza definita, con corridori che hanno già preso un buon margine di vantaggio. Suono della campanella, sono molto allungati, quindi ultimo giro, e a breve scopriremo anche i vincitori della categoria G2. Anche qui presenti, oltre ai maschi, anche le femmine. Sono 2 le atlete in corsa, e adesso ci apprestiamo a vedere chi sarà il vincitore, ed è una volata a 3 con davanti il corridore del Velo Club Carrara, Alessio Martinelli, che va a vincere davanti a Gabriele Baldini dell'SD Fabrimar Marco Forever. Terza posizione per Riccardo Castaldo della Coltano Grube, quarto per Filippo Colascino Costa Etrusca, e quinto per Nesti Cupelli Giulio della Coltano Grube. Arrivano anche le ragazze, con Chiara Conforti e Team Vialdinievole che abbiamo visto passare in questo momento, e adesso Emma D'Annibale della SDAC, una bici per tutti. Quindi anche qui definite le classifiche per quanto riguarda la categoria G2. Adesso attendiamo anche l'ultimo esponente, di cui voglio approfittare perché mi ha colpito molto la sua storia, e l'immagine finale del GS Itala ha fatto un po' capire il perché questo ragazzo non riusciva a finire le gare sempre per qualche motivo, e quest'oggi invece con grande grinta, grande passione è riuscito a concludere una bella gara, facendo vedere quanto effettivamente aveva da dare per poter arrivare all'arrivo. E queste sono le cose belle del ciclismo, soprattutto di quello giovanile, che soprattutto a me piacciono, ma penso piacciono a tutti. E siamo partiti invece con la categoria della G3, con 7 giri da compiere. Ecco, da questa categoria si inizia un po' a mettere in campo quelli che sono dei tatticismi. Si inizia un po' a capire chi sono gli avversari, perché iniziano a conoscersi da qualche anno, e già qui inizia un po' di studio che poi vedremo sempre più crescere, aumentare in quelle che sono le categorie superiori della G5, della G4, G5 e G6. Infatti, come dicevo, ci sono attimi di studio, e come vedete è tutto molto calmo, c'è paura quasi a partire, a dare tutto, come abbiamo visto nelle categorie precedenti. E qui siamo sul direzione di arrivo, con il contagiri che segna 4 giri alla conclusione, e questa era la conclusione del primo giro. Invece qui siamo andati più avanti con la corsa, e suona la campanella. Ultimo giro, 3 atleti che in questo momento sono al comando e si sono separati da quello che è il grosso del gruppo.
E abbiamo visto 3 atleti al comando, erano Bertolucci, Parri e Grandi, che avevano preso un po' di vantaggio. Vedremo se riusciranno a tenerlo ormai fino alla fine. Qui siamo sempre con il suono della campana e ancora gli sponsor come la Valdera DB che vediamo in questo momento. Ed eccolo l'arrivo con il corridore del GS Capannori, Bertolucci Zeno, che vince davanti a Tiago Parri del Costa Etrusca e poi Gabriele Grandi della Coltano Grube Costruzioni. Dietro invece la volata per il quarto e quinto posto la vince Bruscini Francesco della Butese davanti a Lorenzo Mantelli del team Fabiana Luperini San Miniato. Per quanto riguarda la classifica delle donne, invece la vittoria è andata a Matilde Bottai della Coltano Grube davanti a Viola Marzocchi dell'SD Una Bici per Tutti, poi Nicole Raglianti sempre di Una Bici per Tutti, poi Guerrieri Azzurra della Costa Etrusca e Batolla Martina della Fabrimar Marco Forever. Questo l'arrivo per quanto riguarda la categoria della G3. Mentre adesso sta per prendere il via la categoria della G4 ed è l'unica categoria, viene da dire purtroppo, che non vede e non prevede atlete donne alla partenza. Questo magari potrebbe essere anche un monito, un invito, ma soprattutto da parte nostra che commentiamo le gare, che le vediamo, che le viviamo, a chiunque è in ascolto di cercare di rianimare anche un po' questo mondo del ciclismo femminile, perché poi effettivamente quando andiamo a vedere nei professionisti anche i risultati sono quelli che poi ci portano molte più soddisfazioni a livello di medaglie, vittorie su pista, su strada, e quindi anche l'incentivare da parte nostra le ragazze a fare questo sport è sicuramente un dovere. E noi andiamo avanti con la gara, sono partiti in questo momento la categoria della G4, vi ricordo qui sono 10 i giri che dovranno percorrere, ancora situazione abbastanza tranquilla con un gruppo compatto, qualcuno si è staccato, se ne sta andando, diciamo che si è spezzato in due in questo momento il gruppo, con una prima avanguardia che passa in questo momento e gli altri che adesso stanno cercando di rientrare sotto le parole, sotto gli incentivi di Federico Grassi, vicepresidente della società sportiva Una Bici per Tutti, che vi ricordo oggi ha organizzato questa gara. Voglio ribadire ancora una volta quanto sia importante il fattore della promozione, soprattutto quello che fa anche la squadra Una Bici per Tutti, che è quella di andare molto nelle scuole a cercare i ragazzi per poi poterli anche portare. Non è detto che poi ci vadano, però nella loro esperienza già 2 ragazzi che hanno fatto parte del percorso nelle scuole sono andati a correre e ora sono qui quest'oggi a gareggiare. Intanto c'era 2 giri alla conclusione, quando ritransiteranno sotto lo striscione di arrivo suonerà la campana che segna l'ultimo giro e noi adesso attendiamo il passaggio ed eccoli qua con il cartello che segna un giro alla conclusione. Ancora la situazione è molto definita perché questi saranno coloro che si andranno a giocare la vittoria e sono in 7 davanti, con adesso un attacco prima del giro, prima di girare la curva, e qui veramente si vedrà se qualcuno riuscirà ad andarsene oppure se sarà un arrivo a ranghi compatti come abbiamo visto nelle categorie precedenti. Ancora nessuno è riuscito ad arrivare da solo e adesso a breve scopriremo insomma quello che sarà l'esito. Eccola la volata, sono rimasti in 4, non erano più in 7 e davanti c'è uno sprint a 2 con Brando Buggiani del team Fabiano Luperini San Miniato, che vince davanti a Jacopo Pistelli del pedale Pietrasantino, poi Bartoli Cristian della Butese, a seguire Cantelli Sebastiano dell'Itala Ciclismo e poi Guadagni Giovanni sempre del pedale Pietrasantino. Questi sono i primi 5 classificati della categoria G4. Vi ricordo purtroppo in questa categoria non sono presenti atlete femmine e quindi le premiazioni saranno solamente per i maschi. A breve prenderà il via la penultima gara di questo
Gran Premio Città di Pontedera, la prima delle tante manifestazioni, come vi avevo già detto, che verranno organizzate dalla società sportiva Una Bici per Tutti, con il presidente Claudio De Angeli, il vicepresidente Federico Grassi e Maurizio Ciucci. E qui invece qualche ragazzina la rivediamo e ci fa molto piacere di rivedere anche delle atlete che prendono il via. Categoria G5 che dovrà svolgere 12 giri, si allunga la gara, inizia a essere una cosa molto più impegnativa, ci si avvicina un po' all'ultima categoria che poi dà il salto alla categoria esordienti, e quindi anche i giri più lunghi portano a quello che è un inizio di tattica vera e propria, anche se poi insomma stiamo un po' accelerando i tempi, però già da qui si inizia un po' veramente a mettere in campo quelli che sono i tatticismi. In questo caso a dare il via è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Pontedera, Mattia Belli, che è voluto essere presente quest'oggi alla partenza e ha onorato la sua presenza anche con il via alla gara. Ed eccoli ancora Claudio De Angeli e Federico Grassi intenti a gestire tutta l'organizzazione, che dobbiamo dire essere impeccabile quest'oggi su questo percorso che non prevede particolari asperità, ovviamente perché sono giovanissimi, ma non prevede pericoli, e questo è importante per un discorso di sicurezza per quando si parla soprattutto di gare nei giovanissimi, dove l'esperienza è ancora tutta da formarsi e da creare. E quindi ottimo lavoro, complimenti ragazzi, e questo penso sia un bel monito per tanti. Andiamo avanti nella gara, come vi dicevo, qui si inizia un po' a fare dei giochi, a fare un po' anche dei giochi di squadra, perché ci sono anche dei giochi di squadra, e anche se non c'è un vero e proprio attacco, una vera e propria voglia di andare via, perché comunque anche se il circuito sono 800 metri, ma rimangano sempre 12 giri, che sono effettivamente tanti per questi ragazzi. Infatti vedete qualcuno già a seconda delle varie accelerazioni già si sta staccando, e ci avviciniamo verso la fine della gara con il contagiri che segna 4 giri alla conclusione. Prossimo passaggio, in questo caso ora siamo a 3 giri al termine, si va verso il vivo di questo Gran Premio Città di Pontedera, riservato alla categoria giovanissimi, in questo caso categoria G5, e anche qui ci saranno 2 classifiche, ma noi andiamo a vedere la volata con la Coltano Grube davanti in forze, e a vincere Bolognesi Mattia davanti a Bottai Gabriele e Ciucci Matteo, tutti e 3 della Coltano Grube Costruzioni. Quarta posizione per Berti Gianmaria e quinta per Orlandini Mattia. Berti Gianmaria della GS Berti Mobili e Orlandini della OS Monte Carlo Ciclismo. Per quanto riguarda invece le donne, la prima è stata Bacci Sofia del team Fabiano Luperini San Miniato, davanti a Guerrieri Camilla della SD Una Bici per Tutti, poi Giustinora della GS Berti Mobili Benassi, quarta posizione per Acerti Alessia del team Fabiano Luperini San Miniato, e quinta posizione per Cristofani Ginevra della GS Butese. E adesso invece andiamo con l'ultima gara di questo Gran Premio Città di Pontedera, gara riservata ai giovanissimi, e quindi con la partenza della categoria G6. Per loro saranno 18 i giri da percorrere, anche qui presenti sia maschi che femmine, come vediamo in questo momento prima della partenza, e mentre attendiamo la partenza dell'ultima categoria andiamo a ricordare nuovamente quelli che sono gli sponsor che hanno aderito a questa manifestazione, come la Ecofor Service, poi Magazzini Mangini, la New Mercury Carrozzeria Officina Meccanica, l'MP Auto e la tabaccheria Trabacus, che hanno dato il loro supporto a questo Gran Premio Città di Pontedera, gara riservata alla categoria giovanissimi.
Ed eccoci che siamo partiti, sono partiti in maniera molto più importante rispetto alla G4 alla G5, subito una prima selezione nei primi giri di gara, anche se comunque qui ritorna sempre in auge quello che ho detto prima, quindi tatticismi e regole di gara si iniziano a far vedere un attimo di tregua per quanto riguarda la gara. Infatti vedete in questo momento si sono un po' ricompattati rispetto a quello che avevamo visto in precedenza, dove il gruppo era molto allungato, e vedremo come andrà a finire, se almeno questa categoria ci regalerà un arrivo in solitario oppure se ci godremo un altro arrivo in volata. Questa è l'ultima categoria prima del passaggio negli esordienti, dove ci saranno gli esordienti primo anno e secondo anno, e quindi qui bisogna iniziare un po' a capire come ci si dovrà comportare nel prossimo futuro. Ancora situazione al comando molto tranquilla, si è un po' spezzettato il gruppo, si è molto selezionato e sono rimasti in pochi davanti, con ancora qualche atleta che purtroppo perde le ruote in questa gara organizzata dall'associazione Una Bici per Tutti, con il contagiri che segna 4 giri al termine. Siamo andati molto avanti con le immagini, la situazione è sempre stata questa per tutto il resto della gara, e 4 giri alla conclusione per la categoria G6, con situazione di gruppo ancora compatto. Ancora andiamo avanti, l'ultimo giro, si va verso la conclusione di questo Gran Premio Città di Pontedera, gara riservata alla categoria giovanissimi. Suono della campana anche per la categoria G6, e quindi andremo a vedere chi sarà il vincitore, l'ultimo vincitore di quest'oggi. Anche qui volata a ranghi compatti, con i ragazzi e team Fabiano Luperini davanti, una volata a 2 con Cavallini Gabriele davanti a Della Polla Diego, team Fabiano Luperini, poi Simi Gabriele Montecarlo, Bonuccelli Leonardo Pian di Mommio, Stefanini Edoardo della Coltano Grube, e per le donne invece Raglianti Luna dell'Una Bici per Tutti, e poi Mattonai Greta dell'UC Pian di Mommio. Oltre a queste classifiche c'è anche quella relativa alle squadre, dove con più punti in testa è stata la Coltano Grube davanti al team Fabiano Luperini San Miniato, poi Una Bici per Tutti, l'UC Pian di Mommio, il Costa Etrusca e l'OS Monte Carlo. Queste le prime 5 classificate, ma adesso andiamo ad ascoltare gli organizzatori di questa splendida gara con le interviste che abbiamo realizzato nel dopocorsa. Federico Micheli, consigliere del Comitato Regionale Toscano. Federico, siamo in un'altra bella giornata di sport qui a Pontedera, con una categoria che insomma ci sta più a cuore di tutti, perché è quella da dove nascono i nuovi campioni del domani. Sì, i giovanissimi sono la categoria principe secondo noi, perché è da qui che parte tutto. E questa è la categoria dove dobbiamo lavorare di più, perché i numeri sono impietosi ultimamente, quindi dobbiamo porre molta attenzione a questa categoria. Ci stiamo lavorando, non è facile, i tempi sono cambiati, le persone sono cambiate, i genitori sono cambiati, le società sono sempre le stesse. Questo forse è un punto in meno per noi. Bisogna evolversi, bisogna andare avanti con i pensieri, bisogna andare avanti con i progetti per invogliare questi ragazzi, questi bambini a venire a prendere la bicicletta. Abbiamo progetti con le scuole, abbiamo progetti con le amministrazioni, stiamo lavorando a 360 gradi per cercare di invogliare e portare più bambini possibili intorno al ciclismo. Una manifestazione come quella di oggi, organizzata dalla società Una Bici per Tutti, è una di quelle manifestazioni che insomma creano anche un po' di interesse nella popolazione cittadina. Quindi com'è la situazione anche a livello regionale delle gare? Ci sono gare che ricoprono un po' tutte le province, c'è interesse da quello che vedete? Sì, a parte un primo momento in cui si faceva ovviamente le gare soltanto nelle zone artigianali, nelle zone industriali. Ora le società hanno recepito questo messaggio, bisogna fare le gare nei centri abitati, perché altrimenti non invogliamo nessuno, perché se facciamo ovviamente una gara in una zona industriale non ci viene a vedere nessuno, viene soltanto gli addetti ai lavori. Invece qui, come ha fatto Claudio De Angeli, Una Bici per Tutti molto intelligentemente,
hanno fatto questa cosa in un centro abitato. Oltretutto una bici per tutti è anche molto impegnata dal punto di vista promozionale perché sono impegnati nelle scuole e questo è un punto a loro favore, oltre ad essere impegnati in tutte le categorie e a fare delle gare a tutti i livelli, dai giovanissimi agli juniores, quindi sono il fiore all'occhiello di questa provincia. Federico Grassi, vicepresidente della società Una Bici per Tutti. Federico, anche oggi un'altra manifestazione organizzata, un'altra manifestazione organizzata bene, come possiamo vedere, e anche un po' di coinvolgimento. Sì, diciamo che quest'anno ci teniamo a dirlo che è la prima di una lunga serie, perché ormai come società siamo già affermati anche nel campo delle organizzazioni, perché in provincia di Pisa, non per essere modesto o altruista, ma insomma siamo una società che organizziamo molte manifestazioni, questa è la prima a Pontedera, poi non ci dimentichiamo che abbiamo una lunga serie, come dicevo prima, da partire dal Giro della Valdera, che è la terza edizione nazionale e internazionale. Abbiamo un'altra prova che faremo a luglio a Chianni, poi San Genesio e per finire in bellezza la Chianni Grave, che è la terza edizione, che anche l'anno scorso ha visto la partecipazione di diversi professionisti che anche quest'anno hanno dato conferma di questo evento. Senti, abbiamo visto molto partecipi bambini, si vede che sei abbastanza nel tuo mondo. Sì, vabbè, io ormai mi conoscono, non sono stato un campione, quindi ho corso con quelli che sono stati i più grandi campioni del ciclismo della mia epoca, quindi la passione mi è rimasta, ho continuato per qualche anno, ma poi quando ho visto che non andavo niente ho dovuto smettere, ovviamente, era un portaborracce dei tanti e quindi la passione che mi è rimasta è quella di cominciare poi a creare eventi per questi ragazzi, perché la cosa più bella che si possa organizzare è proprio i bambini, perché è vero che le manifestazioni dei grandi sono belle, sono coinvolgenti, molto anche molto impegnative, però queste sono quelle più belle, quindi noi siamo una società giovane, ma allo stesso tempo abbiamo molti bambini che si dedicano a questa disciplina, quindi noi partiamo dai giovanissimi per arrivare agli allievi, per ora, il futuro vedremo, però noi siamo molto contenti di questi ragazzi perché insomma da qui ci dovrebbe uscire, si spera, un nuovo campione, un nuovo Pogacar. Sarà difficile, ma si spera che nel futuro ci possa uscire anche da queste manifestazioni. Claudio De Angeli, presidente di Una Bici per Tutti, squadra organizzatrice di questa gara oggi. Claudio, si diceva l'importanza della promozione delle gare e soprattutto nei centri abitati e oggi mi sembra sia venuto fuori un bel risultato. Allora, sì, è venuto fuori un bel risultato grazie all'impegno di tanta gente, in primis dell'amministrazione comunale di Pontedera, che ha favorito e ci ha spronato nella realizzazione di questa manifestazione. È difficilissimo fare le gare nei centri perché c'è da mettere insieme troppa gente e c'è da accontentarli tutti, pena la maledizione eterna. Però noi ormai siamo vecchi di questo mestiere e cerchiamo di andare incontro a tutti salvaguardando più che sia possibile fino al massimo della sicurezza dei bimbi. E quindi bella manifestazione, sono sicuro che il Comune è contento, l'amministrazione è contenta, la vorrà ripetere. Noi siamo una società di Pontedera, perché Una Bici per Tutti è di Pontedera, e quindi vediamo, dai, ne abbiamo tante da fare ancora da qui alla fine dell'anno. Vediamo se poi l'anno prossimo la voglia è la solita. Allora, sperando che la voglia sia sempre la solita, ma conoscendoti penso che non calerà drasticamente da un anno a un altro. Però si diceva anche dell'importanza della promozione del mondo del ciclismo, perché si faceva un conto prima, sono un po' calati i numeri anche dei giovanissimi rispetto a qualche anno fa, non tanti anni fa, sono calati, però anche voi fate un'azione di promozione all'interno delle scuole che è una cosa importante. Guarda, mi dai un assist proprio per sensibilizzare anche le altre società a un'attività simile a quella di Una Bici per Tutti, perché noi non è che abbiamo solo 20 bambini, noi ci facciamo un bel mazzo, per non usare termini che riportano al posteriore, e per andare nelle scuole. Noi abbiamo le Curtatone e Montanare a Pontedera, le Gandhi a Pontedera e la scuola primaria di Chianni. Nella nostra società ci sono 3 personaggi che, intervallando i propri turni di lavoro, prendono e vanno a fare
lezione di cos'è la bicicletta in queste scuole. Non andiamo a fare proselitismo, ma gli andiamo a dire a questi bimbi: guardate che la bicicletta non è solo il mezzo di locomozione più famoso e più antico del mondo, ma magari è anche un momento di divertimento e vi può far divertire. È dura, durissima, come dice qualcuno, ma io nelle scuole non ci vado, tanto non ci si solte fuori nessuno. Allora io alzo la mano e dico che 3 bimbi della nostra società sono usciti dalle scuole. Non è facile farlo capire agli altri e noi nemmeno abbiamo questa presunzione, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, se no il De Angeli un'altra volta, ora ha detto il De Angeli, sa Dio chi è, sa Dio chi si sembra, no, io non mi sento nessuno. Però dico solo che se non vai incontro ai problemi non puoi sperare che i problemi si risolvano da soli. Questo sarebbe anche il compito dei dirigenti, perché i dirigenti vuol dire dirigere, ma qui ora poi si entra in un campo che è meglio abbandonare velocemente, anche se io poi ci tornerò perché fra un po' c'è le elezioni, allora ho già belle viste e sentito alcune cose che mi piacciono tantissimo. Senti, e per concludere, anche se ovviamente non se ne parla mai in fondo, ma soprattutto nel durante, per organizzare comunque qualsiasi gara, che sia dai giovanissimi ai dilettanti, ci vogliono delle persone che ti supportano, quindi anche degli sponsor. Abbiamo visto che comunque ce ne sono tanti che seguono un po' il progetto di Una Bici per Tutti. Senti, Una Bici per Tutti, numeri alla mano, li possono consultare tutti. Dal 2020 a stamattina ha organizzato più di 30 manifestazioni. 30 manifestazioni. Venne una media di 5 manifestazioni l'anno. Come sai benissimo, noi oltre che essere impegnati nell'organizzazione del ciclismo giovanile, perché dopo questa, il 17 luglio abbiamo una primi sprint e gincana a Chianni, alla Croce del Magno. Il 22 di agosto abbiamo una gara su strada a Casciana Terme di giovanissimi, ma come sapete, come la vostra emittente sa, il 21, 22 e 23 di giugno abbiamo il Giro della Valdera. A settembre e ottobre facciamo una gravel a Chianni. Allora la domanda che mi faccio io è: ma chi cavolo me lo fa fare a me tutte queste cose? Chi cavolo me lo fa fare? La passione. Il segno che voglio lasciare nel ciclismo, ma non come Claudio De Angeli, anche come incentivo anche per le altre società a dire: ma se lo fa Una Bici per Tutti lo possiamo fare anche noi. Alla considerazione, perché gli sponsor che vedi è gente che considera le persone, il De Angeli. Ci sono anche altri sponsor che non ci considerano, ma pace, funziona così nel mondo. Quindi se noi continuiamo ad avere questo sostegno, se noi continuiamo ad avere la considerazione che una società che è nata 7 anni fa, ma da 5 anni a questa parte fa una media di 5-6 gare l'anno, allora possiamo dire di far bene, possiamo dire di lasciare un segno, possiamo dire che la Toscana, la provincia di Pisa e chi altro, metticelo te, può essere contento di noi. Ma anche qui ci vogliono i dirigenti. Perché il dirigente non solo deve dirigere, ma deve considerare le società del proprio territorio, perché loro sono la medaglia che si appendono sul petto. E quando si va a fare il resoconto bisogna guardare quali sono le società che si fanno il mazzo. E non dico dargli un premio, perché non lo voglio un premio, ma mi piacerebbe la considerazione. Come lo dico per me, ma lo dico anche per tante altre società impegnate nel territorio, in Toscana, per il movimento giovanile, che non mi sembra abbiano tutta quella considerazione che invece si meriterebbero.